Ma qua ci sono delle ciliegie che non mette a fuoco, ma ci sono. Cioè, la vedete? Sì, là in mezzo. Perché non mette a fuoco? Ah, ecco. No, niente, non vuole. No, qua no. Boh. Qualche ciliegia di grosso. Sì. Guarda nel rispetto, vai. Ti guardi in tasca. Questo, Quale ramo? questo qua davanti a te. Questo qua davanti a me. Vedi che c'è un gruffetto. Anche là ce ne sono. E qua c'è qualcosa. No. Qua non si vede niente. Questo meno che meno. E tanta erba che avevamo. Non c'è questo. Cerca, io so dove sono le erbe, le conosco, ma le trovo. Ebbene sì, sono qua dai miei. Ho recuperato della pizza e focaccia da mangiare oggi. E niente, finalmente c'è un po' di caldo, mi sono appena tolta la maglia. Adesso sembra veramente maggio. Adesso mia mamma deve fare un lavoro, ovvero tagliare i fili qua dello stendino, perché sono tutti rovinatissimi, tissimissimi. Cioè, ho recuperato i vasi per i fiori. Ho recuperato i fiori dell'anno scorso da tenere da parte e vedere se prendono. E basta. Vedo dei video dove il sambuco ha già fatto i fiori, qui no. Allora, io ho mangiato un pezzo di pizza, la pizza famosa di mia mamma che avete visto. Ecco, l'ha rifatta ieri, quindi ne ho mangiato un pezzettino piccolo, che tanto ho fatto colazione tardi. E il resto ce l'ho un po' qua, qui c'è anche la focaccia e il resto della pizza è qua. Adesso aspetto che arrivi Franzi, che così mangia anche lui. È ancora giù. Arriverà? Ma comunque si è scurito parecchio il cielo, sta già piovendo da qualche parte. E io devo ancora fare il lavoro dei fiori. Eh sì, ed è l'una passata. Boh, non so se mettermi adesso o aspettare più tardi. Adesso vado a vedere se c'è bue grasso prima di tutto. Ma non credo sia qui. No, infatti non c'è. Quelli sono i fiori dell'anno scorso. Hanno ripreso, ma ci vorrà del tempo. Secondo me quello lì è morto. Gli altri sono un po' verdi, quindi sì. Però quello lì là è morto. Ho recuperato la terra e questo è ancora da buttare e questo anche ha preso. Quindi devo ancora togliere i rami finti. Sì, ragazzi, sono un po' indietro con questi lavori quest'anno. La mia tecnica per pulire è buttare i secchi d'acqua, che ormai la terrazza è bagnata e la terra lascia tutte le scie con la scopa. Quindi l'unico sistema è buttare secchiate d'acqua. Cioè, guardate cosa c'è qua per terra. Non sono uccellini, sono i pipistrelli a questo punto. Ma no, i pipistrelli non hanno mai fatto sto casino. Non so chi sia, qualcuno di sicuro. Non capisco, perché tra l'altro è solo qua, non è la via, non c'è niente, c'è un pezzettino d'erba qui. Oggi è una bella giornata, adesso devo far colazione
do una pulita a casa, ma sono sicura che quando tornerò sarà un disastro. E devo andare all'Eurospin. E dopo mi dedicherò all'orto quest'oggi. Oggi sì. Beh, andiamo. Mi porto anche la giacchina perché si sta bene al sole, però all'Eurospin mi sa che fa freddo, che è cortina, è già più alta. Vi faccio vedere i fiori di ieri. Ieri sera alle 10, se avete sentito bene, ho messo i fiori sulla fioriera, questa qua grande. Ieri sera alle 10. Io non sono normale. Ormai penso lo sappiate, l'abbiate capito. Inizialmente non era questo il mio progetto, però ho messo un geranio bello grande, 2,95 € sono costati i gerani e la surfina anche. Quello grande l'ho messo là dietro perché così già dà già un po' di volume, di colore. Poi ne ho messo uno di fianco piccolo, non era previsto quello, ma ho detto ne prendo uno in più perché non si sa mai. E alla fine ho deciso di mettere i 2 gerani più la surfina che poi teoricamente dovrebbe scendere. E lì ho messo i soliti fiori. Quest'anno ho fatto così, i 2 rossi e il centrale bianco. Che sono le 9, io sarei voluta uscire alle 8 di casa. 8:15, dai. Invece sono uscita tardi. Ah, fa caldo, che bello, che bel clima. E sì, penso l'abbiate capito, sono in ferie. Per quello sono qua che vi faccio video. Sì, alla fine mi hanno dato le ferie. Lì ho i 2 teli oscuranti, ho fatto un po' di spesa alla fine, ho speso 96 €. Dov'è lo scontrino? Non lo so, 96 € qualcosa. Sono tipo sfinita perché la terra è inzuppata d'acqua, quindi si fa il triplo della fatica. Comunque ho già piantato allora pomodori, tutti, sì, tutte le piantine di pomodori, poi l'anguria e i meloni e cosa sto piantando? I peperoni adesso. Ho provato a prendere quelli quest'anno, vediamo. Tutta sta roba qui la metto lungo il perimetro. Vado avanti perché è un lavoraccio. Non mi ricordavo fosse così faticoso, soprattutto con la terra bagnata, è un massacro fare sto lavoro. Vado avanti. Quest'anno sono bianchissima, non sono mai stata al sole, mai. Di solito sta stagione sono già un po' colorata. Bene, vado avanti perché ho ancora tutte queste da piantare. E ho il telefono in mano semplicemente perché mi ha chiamata Franz e quindi boh. Comunque il terreno è pieno di lombrichi, mai avuto così pieno di lombrichi, mai in questi anni. Boh, vado avanti. Vi faccio sbirciare un attimo. Sono la via che metto i peperoni, li metto lungo quella parte di orto. Niente, non sono riuscita a finire perché piove. Ma avevano messo temporale oggi pomeriggio, per cui per forza. Ecco, questi pezzettini qua sono gli uccellini che me li portano, li ho visti. Si stanno facendo il nido da qualche parte, mi portano tutte queste scovazze, sti fili d'erba secchi. Comunque dai,
Ho fatto qualcosina, il resto della roba l'ho lasciata là sotto, è un po' al riparo e niente, sono riuscita a piantare metà carote e poi basta. Mi mancano ancora zucchine e cetrioli. Ah, i fiorellini, non li avevate visti. Zucchine e cetrioli e non mi ricordo cosa mi manca. Comunque mi manca ancora qualcosina. E bon, dai. Ciao Bibo, e lui è là in relax. Ho detto, mammina, ma sei tornata dove sei stata? Pepe, ti stai bagnando, sai? Sì, questa cuccia è pulita relativamente, perché il pelo non viene più via qua. No, non puoi salire là dentro. Cos'è questa cuccia? Allora, queste cucce qua le vendono di solito ogni tanto all'Eurospin. Non prendetele perché il pelo non viene più via, sappiatelo. Soprattutto dalla base, che è quella lì. La base... No, Pepe, no. Pepe. La base esterna, quella che appoggia sul pavimento o dove la mettete, che è quella lì nera, si riempie di pelo e non viene più via da lì. Quindi sappiate che questa cuccia è bella sì, ma ha questo problema. Io ve lo dico. Ecco. Dimmi. Piove. Speriamo che smetta, che così riesco ad andare a finire, anche se ormai adesso la terra è ancora più bagnata di prima. Sono riuscita a finire l'orto e adesso sono le 4:30. Ce l'ho fatta ragazzi. È stato un po' complicato perché la terra dopo la pioggia è ancora più bagnata, però ce l'ho fatta. Adesso mi sono seduta qua per terra e ho la schiena a pezzi, perché fare l'orto non è così una passeggiata. Oh madonna. Cosa fai? Inizia a gocciolare di nuovo adesso. Comunque l'orto è fatto, ve lo farò vedere. Ah, un altro giorno piena di dolore adesso, molto bene. E sempre meglio. No, niente, comunque l'orto è fatto. L'ho diviso meglio rispetto all'anno scorso. Ho recuperato quelle 3 piante di fragole e le ho piantate, le ho interrate e boh, basta. Basta, non ho altro. Sono stanca morta oggi perché veramente ho fatto questo lavoro qua che è importante. E basta.